Assessore Telesca, il presidio ospedaliero di Spilimbergo ha avuto un allargamento per quanto riguarda la medicina delle acuzie, quindi una risposta che va nella direzione di dare più ospitalità laddove serve. Infatti, anche qui eravamo venuti un anno fa, avevamo visto che probabilmente c'era la necessità di ampliare la medicina per acuti, una medicina per acuti che in questo ospedale ha un tasso di occupazione molto alto, più del 95%, e in linea con quanto stiamo dicendo da sempre, dove serve noi dobbiamo intervenire e aumentare i servizi. In questo caso qui serviva un polmone, diciamo così, per questi ricoveri di medicina per acuti, e con questi 4 letti in più questo presidio ospedaliero potrà affrontare anche con più serenità l'inverno, che come sappiamo fa aumentare i ricoveri nelle medicine per acuti. Importante anche perché va in quell'ottica di redistribuire le funzioni sanitarie dove serve e come serve per i cittadini, concentrando alcune cose in alcuni presidi e altre in altri. Qui nell'ospedale di Spilimbergo verrà anche implementata l'attività chirurgica, ma quella che riguarda alcune funzioni, quelle in day surgery, week surgery, perché è così che funziona la nuova sanità. Si fa non un po' di tutto dappertutto, ma si concentrano alcune attività specifiche nei diversi presidi ospedalieri che abbiamo a disposizione sul territorio.